Buongiorno, siete già qua, mattinieri? Sì, avete ragione, effettivamente stavo guardando che è una bella giornata di sole, quindi se avete pazienza finisco un attimo di prepararmi perché sta per cominciare un altro nostro giro. Comincio dall'hotel Sweet Inn di Udine, che è un hotel, ho scoperto, proprio amico delle due ruote, amico di chi sceglie un itinerario a pedali. Il nostro oggi non so ancora dove ci porterà, a dir la verità, perché c'è Mario che mi aspetta in centro a Udine, per cui un modo proprio di vivere diversamente questa città e poi di partire per un'altra avventura. Un attimo solo quindi che ci portiamo zaino, caschetto che ovviamente non può mancare, la fascetta, pronti per una super colazione del ciclista e dopo una bella dormita pronti alla pedalata. Buongiorno Giuliana. Buongiorno, come stiamo? Io ho dormito Tutto bene? benissimo, grazie Sì? per l'accoglienza, per lo Ottimo. Sweet Inn. Dormire qui non è stato casuale perché in questa avventura che mi porta a scoprire la regione attraverso la bicicletta, questo è proprio un hotel Bike friendly. bike friendly. Esatto. Cosa significa? Significa che abbiamo un'attenzione particolare per i ciclisti, i cicloturisti che arrivano sempre più numerosi di stagione in stagione. Abbiamo anche una vocazione nostra interna di viaggiare in bicicletta in città e quindi a maggior ragione siamo più vicini al turista che arriva con la bicicletta e lo consigliamo anche su quelle che sono le strade anche più interne del nostro centro storico per scoprire anche la città a due ruote. Ce n'è tanti, sì, immagino. Ce n'è tanti che arrivano, ma ci sono anche ma non tante solo. persone che arrivano nel weekend per ragioni semplicemente di relax, per godersi la città, i bei negozi per lo shopping che Sì. abbiamo, la nostra enogastronomia con i tanti locali tipici e voi quindi consigliate gradiscono di anche, sì, possono noleggiare la bici qui da noi e quindi usare la bicicletta come mezzo di spostamento verde e anche per godersi anche l'aria. Per non dover parcheggiare, Esatto, per non abbiamo dei stressarsi. parchi da poter raggiungere, Sì. abbiamo il Parco del Comor che può essere facilmente raggiunto, quindi anche chi non si è messo in animo di fare proprio una vacanza, un weekend totalmente sulle Sì. due ruote, però insomma può riuscire a muoversi un po' e fare quel pizzico di fame per poi giustamente sedersi a tavola la sera e mangiarci le nostre tipicità. A me la fame viene lo stesso, anche se non pedalo, ma mi tocca pedalare. È vero. Ho appuntamento con la mia guida in Piazza Libertà e quindi Da brava ciclista io ti consiglio di incamminarti con la tua bicicletta lungo il marciapiede fino all'imbocco di via Anton Lazzaro Moro, Ok. all'angolo con Piazza Diacono, dove comincia proprio il tratto dell'Alpe giusto. Adria che attraversa la nostra... proprio l'Alpe Adria passa Esattamente, dal da Parco lì. del Cormor scende fino in città e qui proprio all'angolo abbiamo a poche decine di metri il Perfetto. riallaccio con la ciclabile che poi porta fino a Grado. Quando avrai finito l'Alpe Adria speriamo che tu possa avere il tempo di tornare anche a Udine per un weekend di solo piacere e magari approfittare del nostro primo City Guide Tour in bicicletta. Abbiamo pensato assieme ad altri partner di creare il primo e originale giro della città in bicicletta, che non è un giro turistico vero e proprio dal punto di vista delle spiegazioni dei monumenti o altro, ma è più una bella sgambettata per vedere la città Bello. da delle prospettive, da angoli diversi, anche allargando il giro con un anello. Raccontiamo la Udine storica, la Udine romantica, la Udine industriale, con una serie di aneddoti e una cicloguida molto fresca, molto simpatica, una donna. Grazie mille. E buona parto. pedalata. Grazie, Ciao. alla prossima. Always running away.
Mario, più classico degli appuntamenti, direi, a Udine, in Piazza Libertà, per cominciare una nuova avventura che ci porterà a Palmanova, seguendo il tracciato della ciclovia Alpe Adria. Ah, quindi oggi incontriamo Sua Maestà, la FVG1, la regina della rete ciclabile del Friuli Venezia Giulia, che ricordami da dove a dove. Allora, la ciclovia Alpe Adria Radweg inizia proprio da Salisburgo e si conclude a Grado, tra l'altro molto celebre in tutta Europa perché ha vinto il premio come miglior ciclabile europea del 2015. E la parte italiana inizia a Coccau e poi scende logicamente per la Val Canale, arriva a Udine e poi prosegue il tratto che facciamo oggi fino a Palmanova e poi da Palmanova giù fino a Grado. E poi sono sicura che in altre nostre tappe andremo a scoprire altri tronconi. Da Salisburgo a Grado poi si incontrano un'infinità di diversi tipi di ambienti. Qui siamo in un ambiente urbano che però in un certo senso richiama quello che è un po' il filo conduttore, quindi un'impronta veneziana, credo che c'è su tutto il percorso. Sì, molti infatti dicono che se togliamo il selciato e mettiamo l'acqua è come essere a Venezia. Dovremmo nuotare però in quel caso, anzi no, in traghetto, faremo saluti ai traghetti. Abbiamo molti edifici interessanti, qui si va dal Palazzo del Comune con la loggia del Lionello, che è classico stile gotico veneziano, e poi al porticato di San Giovanni di fronte, che è altrettanto bello, con la torre dell'orologio. Il castello sopra che domina, che anche se poi in realtà un castello è un edificio rinascimentale costruito dopo il terremoto che ha battuto nel 1511, che ha battuto il castello preesistente, quello sì era medievale, e vedete, se volete, c'è una ricostruzione nella statua che si trova nello stipite della loggia. Ah, dici quello in mano? Cioè, pensa a te che io mai avevo nemmeno notato che ci fossero questi fregi sullo stipite. Bene, guardatevi attorno, girate in bicicletta e godetevi Udine, direi. Senti, io ho visto che c'è proprio qua il passaggio, qui, esatto. Le indicazioni proprio della FVG1 che immagino arrivi da zona Cormore, Si arriva dallo stadio, zona del Parco del Cormore, stadio Friuli, si scende giù via Zanon, si sale su da questa via storica e poi qui vedono là i cartelli, poi magari li vediamo da vicino, e si prosegue giù verso via Vittorio Veneto e poi logicamente via Aquileia, esatto. Però vuoi non fare una deviazione, andare un attimo in piazza San Giacomo? Porto i turisti, arriviamo qui, tutti rimangono meravigliati perché spesso non si rendono conto che Udine è anche una stupenda città d'arte. E quindi facciamo sempre un giretto via Mercato Vecchio, piazza San Giacomo. Andiamo. E ritorniamo qua. Davvero Mario, si potrebbe sedere? Non ci stiamo per un caffè, no, è troppo presto. Dobbiamo ancora partire. Però accomodarsi qua hai mille dettagli da osservare. Sì. Cosa ci racconta questa piazza che già con 3 nomi ne racconta tanti? Sì, ne ha molti di più. Sì, questa praticamente è stata costruita successivamente all'espansione. Allora, Udine è cresciuta forse un po' più tardi rispetto alle altre città del Friuli, perché il potere da Aquileia era passato a Cividale, che già abbiamo visitato, e poi un patriarca ha deciso che però Cividale era un po' decentrato e quindi logicamente Friuli, essendo il centro della regione, ha spostato il potere qui. Di conseguenza nel 1200-1300 Udine è esplosa praticamente demograficamente, soprattutto come città di mercato, e infatti via Mercato Vecchio era... Racconta di questo. Sì, di questo, però via Mercato Vecchio, a causa di questa crescita della città e dei mercanti che erano troppo abbondanti, essendo anche la principale via di passaggio della città, e queste bancarelle, le mercanzie stavano ostacolando il passaggio, e sono di spostare in quest'area il mercato, per quello si chiama anche Piazza dell'Erbe. Sì, tra l'altro il mercato ha avuto
un'infinità di nomi. Tanti nomi. Forse il nome attuale, Piazza Matteotti, è quello meno conosciuto. È vero, in è molti vero. casi. E sicuramente È uno degli molto- angoli più amati. Poi Vedete, sono tutti edifici storici che si affacciano e non ci sono auto, una, e quindi è un piacere fermarsi qui, sorseggiare qualcosa. D'estate vedete pieno di cicloturisti con le borse che conoscono questo posto, quindi magari esplorano Udine, lo scoprono e si fermano qui a prendere qualcosa, a rilassarsi prima di partire verso dove andremo anche noi, verso Grado. Invece dobbiamo partire. subito. Sì. Allora via. Questa tappa, come state vedendo, ci ha portato anche in mezzo proprio ai campi, alle vigne, tanta natura, ma ci permette quindi di entrare anche nei paesini ed incontrare le ville delle quali mi parlavi prima. Qui abbiamo un esempio, questa è Villa Florio, qui siamo a Persereano, in comunità di Udine, e siamo scesi lungo l'argine del Torre per poi passare sempre, come dicevi tu, su strade secondarie prevalentemente in mezzo alla campagna fino a qui. Questa villa è abbastanza famosa, ha ospitato molte personalità, poi c'era uno dei conti, credo, adesso non so, che era appassionato di arte e di cultura, quindi ha ospitato molte altre personalità Famose. sì. Come entrare in un mondo magico, la sosta al Borgo Nonino, io mi sento una privilegiata a potermi fermare qua. Benvenuta Buongiorno, Francesca, piacere. ti stavamo aspettando, siamo Grazie. veramente molto felici, No, sono io perché contenta. c'è un passaggio straordinario proprio con questa ciclovia Alpea di Aradveg e adesso mio padre Benito vi accompagna in distilleria dove vi sta aspettando Cristina. Che bello, in E dopo vi bicicletta aspettiamo andiamo, qui per ci una- rivediamo dopo per una così. degustazione. Sì, Quindi grazie, cominciamo con grazie. il percorso. Allora andiamo? Buona pedalata! Partiamo? Via! Grazie! Buongiorno!
usato la parola magia e qui la magia ci sta ancora di più con l'alchimista. Sì, è vero, sono tanto felice di essere stata promossa dal mio papà responsabile distillazione. È un sogno che ho ovviamente coltivato fino da bambina, ma adesso sono proprio consapevole di essere diventata brava. Mi trovate in distilleria perché sto facendo sperimentazioni. Sì. Ovviamente non posso dirvi cosa stiamo distillando, sarà un distillato nuovo che verrà proposto, speriamo, entro quest'anno, ed è tanto bello misurarsi con la natura, perché diciamo che la lezione più bella che ho ricevuto da mio padre è che il distillatore deve rispettare la materia prima che distilla, perché solo partendo da materie prime perfette, parliamo per esempio della grappa, quindi vinacce appena svinate, ancora grondanti del loro succo, è possibile con una grande ovviamente esperienza e con un alambico rigorosamente artigianale discontinuo a vapore, è possibile ottenere un risultato di qualità eccellente. Eccoci qua, Francesca, piacere. Ben arrivata, Elisabetta. Mi hanno detto che mi aspetta un altro momento speciale, suo appuntamento sì, è una grande per la nostra visita. Sempre, anche per noi. Potremo visitare la nostra cantina numero 4 di 6, abbiamo più di 2200 barrique con grappa e distillati all'invecchiamento, ma la cosa più che rende l'occasione unica è che queste cantine si possono aprire solo su appuntamento e con richiesta per venire ad aprirle del funzionario dell'Agenzia delle Dogane. Nostre grappe all'invecchiamento e riserve, noi abbiamo la carta d'identità, perché essendo sotto sigillo noi di ogni barrique c'è il numero, la tipologia di legno utilizzato, quale prodotto c'è dentro, il primo giorno di invecchiamento e l'ultimo, dichiara sulle etichette la realtà del prodotto, per cui tutto ciò che contiene il nome riserva sull'etichetta vuol dire che è stato invecchiato minimo 18 mesi sotto controllo dell'Agenzia delle Entrate, per cui sotto sigillo. E questa è una cosa molto importante secondo me da sapere per il consumatore e anche che Nonino non usa caramello. Curiosità, cos'è questo aggeggio? Questa è la pipetta e a questo punto facciamo la prova e così vedi a che cosa serve. Ma anche il colore ambrato, sì. già all'occhio uno può immaginare quanto buono è in degustazione. Davvero, un mondo c'è dentro. Abbiamo acceso il camino e davanti al fuoco facciamo una bella degustazione, perché si scopre veramente un mondo di abbinamenti. Anche perché la grappa la pensi a fine pasto, ma in realtà invece no. Qua c'è tutta una declinazione infinita. Sono splendide le nostre grappe invecchiate riserve che avete visto con Elisabetta, che sono perfette abbinate al formaggio, al latteria, al parmigiano, oppure addirittura con il cioccolato. Una scoperta veramente fantastica e piacevolissima è in abbinamento con l'amaro Nonino. Prima un po' di cioccolato e poi si assaggia l'amaro. È perfetto anche con la vendemmia. E dulcis in fundo, non dimentichiamo la meravigliosa Picolit, che resta veramente la grappa che ha rivoluzionato il Picolit, il monovitigno, col quale Giannolo e Benito, i nostri genitori, hanno rivoluzionato il mondo della grappa, che è straordinaria, con il San Daniele, mostarda di fichi e il Picolit. Mamma mia. Bevuto in purezza. E adesso che Aria di Francesca cocktail. ci prepara questo splendido long drink con la grappa Nonino 43 o 41, proprio quella che distillava Orazio e di cui quest'anno festeggiamo i 120 anni. Col Nonino Tonic si va sempre perfetti perché si abbina con tutto. Basta mettere in un calice ghiaccio, limone, un misurino che sono 3 centilitri di grappa 43 Nonino,
un po' di acqua tonica, 5-6 gocce di succo di limone. Si profuma il calice con un buon rametto di rosmarino fresco. Fantastico. E con la cannuccia finale siamo pronti a Meraviglia. degustare il cocktail. Evviva Brindo! Color-coded just to keep me sane. My world is finally starting to take shape. I press the button and it bursts into life. This time nothing will escape my sight. I see the stars and the planets soon follow. Expect to have the universe by tomorrow. Just sit back and relax, don't worry. The world can wait, no need to hurry. Città patrimonio UNESCO, città che racconta sì. tante storie, che ha tanta storia. Certo, anche lei è stata costruita dai veneziani, dalla Serenissima Repubblica di Venezia nel 1593, quando Venezia perse qualche anno prima la fortezza di Gradisca di Isonzo. Quindi, avendo necessità di avere una difesa sul territorio, ha costruito qui questa città ideale. Qui praticamente si schieravano gli eserciti e le milizie che difendevano, che presidiavano questa città. Dopo i chilometri fatti chiudiamo al ristorante Pizzeria Melograno, ovviamente sempre a Palmanova, nella parte conclusiva della nostra tappa di oggi. Insomma, qua ci possiamo ristorare anche in modo naturale, da quello che ho visto. Qual è la vostra particolarità? Allora, noi ci basiamo sia da parte dell'alimentazione che dalla parte delle bevande in maniera naturale, genuina. Sia nella cucina che nella pizzeria cerchiamo di utilizzare più prodotti genuini, al naturale, senza conservanti, coloranti, e offrire al cliente ciò che potrebbe mangiare anche a casa. Siamo un ristorante con associazione AIC del senza glutine, possiamo fornire piatti sia vegetariani che vegani. Anche nella nostra pizzeria, offrendo pizze vegane con mozzarella vegana e senza lattosio. Quindi ogni tipologia di persona che ha magari un'intolleranza, una malattia o per il semplice gusto di provare, Ah, l'imbarazzo della scelta, insomma. Sì, noi se vediamo uno sportivo cerchiamo comunque di consigliare un piatto magari più genuino di un altro,
per dargli di più la carica. Grazie alla ciclovia molte persone o camminando o in bici attraversano questa pista e molte di cui si fermano anche nel nostro ristorante.